Buonasera da Marco Angileri. Semaforo verde per F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. In apertura report dal circuito di Tolmezzo con la giornata dedicata ai corsi di guida sicura del team Colonna e di test prestagionali dei piloti impegnati nella Formula Driver. Nella seconda parte rivivremo le prove tecniche su terra della Skoda Fabia R5 e della Ford Fiesta Rally 4. Benvenuti a bordo. In bocca al lupo, testa inglesi, teniamo il blocco. 1. Interessante iniziativa qua in pista di Tolmezzo. Sì, abbiamo deciso oggi di dire facciamo sta giornata di test, riuscita alla grande, abbiamo fatto anche il corso di guida, avevamo anche abbastanza partecipanti. Cosa ti posso dire? Ti posso dire che la giornata è meravigliosa, qua in previsione al 27 che abbiamo la prima gara del campionato di Formula, abbiamo testato le macchine, c'è nato purtroppo qualche fastidio su qualche lavoretto fatto durante l'inverno, però avremo modo queste 3 settimane di ripararlo. È una giornata all'insegna della socializzazione che era venuta un po' meno e sono ben felice di essere stati così in tanti e numerosi qui in pista Tolmezzo. Poi c'è stata anche un'altra iniziativa a Jesolo, sempre con il tutto esaurito per quanto riguarda appunto i corsi. Voi sia organizzate come team Colonna le competizioni ma anche i corsi, questo un doppio ruolo che avete come associazione. Sì, perché lo scopo nostro, guarda, dopo tra l'altro con il lavoro che faccio io anche, sai che faccio il vigile del fuoco e mi piace tanto perché sento tutti parlare di guida sicura, così sono stato felice con la giornata di oggi e anche con la giornata del 3 di febbraio, ringraziando anche l'assessore, che devo ringraziarlo, Simone Ferron, l'assessore di Concordia. Abbiamo organizzato una giornata in pista a Jesolo che è venuta una meraviglia, non pensavo mai di fare dei numeri del genere. È venuto il buon Alberto Battistolli, il buon Scatolin, Simone, insomma abbiamo fatto una giornata meravigliosa e era dedicata alle forze dell'ordine e quello che mi fa tanto piacere è che alla fine del corso vedo che tutti sono entusiasti e le cose, le nozioni che per noi sono basilari, che dici mi sembra di non spiegare niente di straordinario, vedo che più di qualcuno le apprezza tantissimo perché dice santo Dio, ma è vero, poi abbiamo la fortuna anche che ci danno le auto e possiamo provarlo realmente in pista, guidando, provando a fare l'errore. Con l'occasione devo ringraziare anche l'Adria Rent che ci ha dato le auto per oggi e vedo che sono tutti entusiasti di questa giornata. Un contesto importante questa pista di guida sicura di Tolmezzo per tutto il comprensorio. Beh, sicuramente oggi per esempio c'è il team Colonna che sta facendo un corso di guida sicura per mettere alla prova ancora maggiormente quello che è l'importanza di questo impianto, che è un impianto polivalente, pensate è stato usato anche per fare i tamponi nel periodo di Covid che è appena concluso. Pertanto è un impianto che deve essere sfruttato nel migliore dei modi, può ospitare tantissime manifestazioni perché c'è una superficie abbastanza grande, c'è uno spazio abbastanza agevole per appunto fare corsi di guida sicura e per fare anche manifestazioni di carattere motoristico su 4 e su 2 ruote. Questo è sicuramente un impianto da continuare a valorizzare, è un'eccellenza sicuramente per la Carnia, ma non solo per la Carnia ma anche per il Friuli, perché non ce ne sono tante in giro e di questo bisogna essere coscienti. Ci sono anche però delle strutture che dovrebbero essere implementate e questo penso sia un passo doveroso anche per poter sviluppare ancora questo impianto. Beh, sicuramente questi impianti quando nascono sempre a lotti e di conseguenza
dovranno comunque essere integrati con ulteriori lotti funzionali proprio per le esigenze che cambiano continuamente sul fatto di sicurezza, sul fatto di pubblico, sul fatto di larghezza stradale, tutto. Di conseguenza andremo sicuramente a fare uno sviluppo di questo impianto ancora maggiore con ulteriori lotti funzionali per renderlo ancora più accessibile e più appetibile, questo sì, sicuramente. Una interessante iniziativa questa per aiutare nei primi passi i giovani, prima con la guida sicura, poi il passo successivo. Assolutamente sì, io faccio i complimenti agli organizzatori, al Team Colonna insieme al Motorismo Wisp Friuli, perché questa giornata qui veramente è l'emblema di quello che fa il Motorismo Wisp, cioè aiutare i ragazzi a partire in modo che quando iniziano poi a gareggiare nel calendario delle manifestazioni inserite a carattere nazionale nel portale del CONI, lo facciano in un modo consapevole, con degli strumenti che hanno appreso nella parte teorica spiegata da Luigi, che è istruttore nazionale, e in più una giornata di test allenamento per invece i veterani in vista dell'inizio della ripresa dell'attività sportiva. Ormai manca poco anche per quella che sarà la stagione Wisp in Friuli Venezia Giulia per la Formula Driver. Sì, assolutamente. Allora, la prima manifestazione, a dire la verità, partiamo in Veneto, perché il 27 marzo in pista Vittorio Veneto con l'organizzazione del Motorismo Veneto e della Michael Racing, poi si continuerà il 10 aprile, lo torniamo in terra friulana a San Vito al Tagliamento, che è molto amata per il tracciato che sembra veramente nato per fare la Formula Driver, e poi si continuerà il 24 aprile, torniamo in Veneto con il Ronde di Concordia, che è arrivato alla settima edizione, però alla seconda con modalità ronde, quindi veramente un tracciato che ha stupito i piloti che molto positivamente. Poi abbiamo appunto la salita di Fanna, il driver a Prata, la notturna di Azzano, la Formula Driver di Staranzano con la Mazzoni Racing Team, e appunto a Concordia e San Vito con la Team Colonna. E insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, un calendario veramente molto bello, perché c'ha tutti i tracciati: pista, ronde, slalom in salita, driver notturna, driver in diurna, insomma veramente per tutti i gusti. Io non posso che ringraziare, come ho sempre fatto, d'altronde il Team Colonna guidato dall'amico Gigi da PR e dalla sua consorte naturalmente. E posso dire che questo è, oltre che una bella iniziativa sulla sicurezza, la guida sicura, ma è anche un'attività che ha del sociale. Perché? Perché visto il periodo di crisi che abbiamo, i giovani sono stati chiusi per anni in casa, non hanno potuto rimuoversi, in questo momento abbiamo la possibilità di dare libero sfogo alle loro, insomma, sono stati chiusi, che hanno bisogno di un libero sfogo alle loro attività. Stefano Facchin ha un bel ricordo, perché è partito proprio dalla Formula Drive, adesso ha mosso passi importanti anche nel rallismo. Sì, sono partito col Team Colonna nel Formula Driver e ho mosso i primi passi qua con loro, e devo dire che mi ha servito molto, e adesso nel futuro si vedrà. Dunque, nuova stagione, sempre confermata la vettura, l'abbiamo alle tue spalle, la 208 R2B, vettura molto importante sotto l'aspetto delle prestazioni. Il programma per il 2022? Il programma per il 2022 è riprovarci nel CRZ, sempre con questa, però con la classe unificata quest'anno Rally 4 e R2B insieme sarà molto difficile, e allora vedremo nell'Area Italian Trophy che le separano se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Quale sarà la gara dove punterai soprattutto di più per il CRZ? Diciamo che il Bellunese è una gara che mi è piaciuta molto l'anno scorso, però il Piancavallo, gara di casa, speriamo di fare bene lì, insomma. Confermato anche Stefano Lovisa al tuo fianco, navigatore della grande esperienza. Sì, confermato anche lui per tutta la stagione, a parte per il Piancavallo che, essendo che organizza, tra virgolette mi abbandona, e quindi sono in cerca di un sostituto. Senti, invece la finita ormai con questa vettura, al di là dei problemi che ci sono stati nel 2021 a Rally della Carnia, ormai piano piano hai preso giuste le misure, è una vettura che ti senti cucita addosso ormai. Sì, diciamo che è stato un anno molto difficile tra l'incidente del Carnia e dopo riprendermi, però a fine anno ho fatto alcune garette che mi hanno aiutato a ritrovare il feeling, e quest'anno siamo qua in una giornata di divertimento e la usiamo anche per sfruttare al meglio, per conoscere meglio la macchina e per essere pronti tra un mesetto.
Pronti tra un mese, poi oltre al CRZ hai magari idea di buttarti anche su qualche altro rally, o il programma è proprio sulla Coppa Rally di zona? Il programma è sul Coppa Rally di zona, vediamo cosa riusciamo a fare e dopo penso a fine anno fare il Ciochetto, che è la solita gara per chiudere l'anno, insomma. Di questo circuito di guida sicura 4,5, qual è il tuo pensiero? Può essere un ideale chiaramente per alcune funzionalità, per provare la vettura, per testare? Sì, è un circuito ottimo e dove va sfruttato, perché ti aiuta anche a imparare a guidare, anche per i giovani che magari sono le prime esperienze, e anche per imparare a conoscere la macchina al meglio, insomma. Giornata di prove tecniche su terra con Fabrizio Martinis, pilota di spessore, con un palmarès di tutto rispetto, con titoli conquistati a livello nazionale, che ha provato nella sua Cordenons grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, la Skoda Fabia R5, la vettura regina di casa Skoda Motorsport, una vettura spinta da un propulsore turbo a 4 cilindri con una cilindrata di 1620 cm3, la trazione integrale ed è dotata di un cambio sequenziale a 5 rapporti, un motore che sviluppa una potenza di 280 cavalli. E poi, dopo la Skoda Fabia R5, sarà la volta della Ford Fiesta Rally 4, la nuova vettura che ha sostituito il modello R2 con un motore da 999 cm3 turbo Ford EcoBoost che eroga 210 cavalli e 315 Nm. Con questa Ford Fiesta, Fabrizio Martinis assieme alla moglie Valentina Boi affronteranno la prima gara del 2022 alla fine del mese alla Terra Valli del Tevere ad Arezzo, valida per il Challenge su terra Race Day. Ed ora saliamo a bordo della Skoda Fabia R5. Un grazie particolare a dei ragazzi di Rally Chuck per i filmati. Oh Fabrizio, le prime impressioni dopo questi 10 minuti quali sono di questa Skoda? Macchina a potenziale non indifferente, più ci stai sopra più vedo che sei veloce nelle curve. Adesso sto tastando curva per capire un po' come funziona. Io mi trovo, però ovviamente bisogna vedere anche un po' il discorso del setup dell'assetto, compromesso gomme, eccetera. Grande potenzialità, come possiamo vedere già da subito con questa Skoda. È un pilota che sicuramente sa il suo fatto, come Fabrizio Martinis, come stiamo vedendo da questi primi tratti, addirittura dalla grande potenzialità questa Skoda Fabia R5, che possiamo dire ormai una tra le regine dei rally. Vediamo l'accelerazione effettivamente in questo assetto puramente da terra. Siamo a Cordenons, staccatona, e si scarica di nuovo la potenza di questa Skoda Fabia, questo tratto semidosso, si controlla. Veramente incollata questa Skoda con Fabrizio Martinis all'opera. Ci si diverte indubbiamente anche sul sedile di destra. Un ringraziamento ovviamente va a Fabrizio Martinis, che è ritornato in questa stagione alla MRC Sport, con cui affronterà un programma impegnativo ovviamente ancora su terra, che è il terreno che
gli ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Skoda Fabia in gestione all'Angi Motorsport, anche se questa non sarà la vettura che Fabrizio assieme a Valentina Boi utilizzeranno nella stagione 2022, ma sarà una Ford Fiesta Rally 4. Grandi staccate, vettura veramente incollata, nonostante effettivamente debba ancora scavarsi bene il tracciato di prova di quest'oggi. Prove tecniche di questa vettura che sappiamo dalle grandi potenzialità, e la stiamo anche vedendo in questo momento. Come hai potuto vedere, tende a muovere parecchio, specialmente nel veloce. Considerando anche le potenzialità della vettura, è chiaro. Cioè, più sopra ci sta e più ovviamente diventa interessante. In MRC Sport arriva Fabrizio Martini su un ritorno con voi. Sì, dopo parecchi anni di assenza è ritornato con noi e per noi è un grosso piacere. MRC Sport vuol dire anche un gran numero di piloti, affrontate gare praticamente in diverse discipline, principalmente il rally, un po' in tutta Italia ma anche all'estero. Sì, in tutta Italia, anche all'estero e soprattutto anche in Sardegna, che è una terra a cui io sono particolarmente legato. Ci sono infatti tanti piloti che arrivano dalla terra sarda, ormai un legame importante con voi. Sì, è un legame importante, in primis con l'acquisizione del pilota che io reputo, ma non io, le classifiche lo dicono, il numero 1 in Sardegna, che è Maurizio Diomedi. Che tra l'altro può vantare anche tanti rally conquistati a livello nazionale assoluto, perciò avete calato l'asso in Sardegna, ma non solo con lui. Sì, diciamo che fa da traino, però ce ne sono molti altri, siamo molto contenti. Poi c'è anche chiaramente tanta carne al fuoco per quanto riguarda i piloti del Friuli Venezia Giulia. Sì, è un po' presto per decidere, per ora siamo presenti alle ultime gare di Race Day, siamo presenti alla Coppa Italia di terza e quarta zona e alle 2 gare di Coppa della nona zona in Sardegna. Per ripetere quelli che sono stati comunque gli ottimi risultati della passata stagione per MRC Sport. Sì, devo dirlo con orgoglio, abbiamo vinto sulle 2 gare in Sardegna entrambi le coppe di scuderia, per cui questo mi rende particolarmente orgoglioso. Le prime sensazioni di questa Ford Fiesta Rally 4? Sì, l'avevo provata, non aveva questo setup né di assetto neanche di motore, perché c'è stata un'evoluzione sul discorso centraline, flange del turbo eccetera, quindi è stata sicuramente migliorata e la porteremo in gara tra 20 giorni circa al rally del campionato Race Day giù a Arezzo. Perciò ancora terra nel futuro di Fabrizio Martinis. Sulla terra riesco a divertirmi e anche a esprimermi abbastanza bene, quindi riesco a prendermi ancora qualche soddisfazione, poi farò sicuramente qualche apparizione anche nell'asfalto, perché ovviamente a me piace correre in macchina, quindi che sia asfalto o terra l'importante è esserci. Con Andrea Budoia, navigatore, ormai navigato possiamo dire, il programma per il 2022 è già definito? Sì, abbiamo già un programma definito, ritorneremo a fare il campionato italiano terra, cambiamo macchina quest'anno, correremo con la Skoda Fabia in categoria R5, ci saranno delle belle gare da fare, abbiamo anche una puntata sicuro sul mondiale credo, più farò qualche gara qua in zona, i vari rally della Carnia, Piancavallo, il Colli Trevigiane qua per iniziare, con altri amici piloti della zona che ci corro da tantissimi anni. Ecco, per quanto riguarda la gara mondiale, chi sarà il tuo pilota? Se tutto va come da programma è Sebastiano Ciato, che ormai corriamo assieme da 4 anni. Ci troviamo benissimo e faremo qualcosa anche lì. Vediamo se è il Sardegna oppure un'altra. Beh, non ti sei mai tirato indietro anche per quanto riguarda, diciamo, l'affiancare dei piloti del Friuli Venezia Giulia, però?
No, ci corro molto volentieri, anche perché io abito appena fuori il confine del Friuli e sì, corro con Stefano Peruc, ho fatto qualche apparizione in passato con Marco Zanier e tutto ciò che arriva è sempre bello e positivo, soprattutto le esperienze nuove. Invece della stagione 2021 qual è il bel ricordo che ti porti? Beh, il bel ricordo è il Rally di San Marino, che abbiamo vinto la categoria R2C dopo una giornata lunga e intensa, dove abbiamo anche commesso qualche piccolo errore, però abbiamo fatto un gran bel risultato e alla fine ci ha portato ad arrivare secondi per pochissimi punti a fine campionato contro Roberto Dapra, che è un pilota giovane e che merita tantissimo a mio avviso. La novità, Fabrizio, per questa stagione è il tuo ritorno in MRC Sport. Sì, abbiamo trovato il giusto compromesso con Giacomo, ci avevo già lavorato qualche anno fa, quindi diciamo che ripartiamo con questa la stagione 2022 collaborando con loro. E poi certamente immagino non ti farai mancare anche qualche altro rally su asfalto, dove comunque le tue belle soddisfazioni te le sei sempre tolte. Ma come ho detto prima, sicuramente cercherò di fare qualche gara su asfalto, adesso vediamo, abbiamo in programma sicuramente il Piancavallo, visto che è una gara di caso, tra virgolette, quindi poi col proseguo vedremo, perché voglio valutare anche se andare avanti, magari impostare un campionato terra e vedere di seguirlo, o se fare delle gare spot per divertirsi e per portare qualche risultato ancora nella mia carriera. Diciamo che dopo il Valli del Tevere deciderai quello che sarà il futuro per il 2022, se continuare un intero race day, immagino. Sì, valutiamo dopo aver fatto quella gara lì, perché abbiamo intenzione di provare questa macchina, di capirla e di divertirci, poi in base a come va la gara decidiamo se andare alla gara che c'è dopo o anche a quella dell'italiano che c'è neanche un mese dopo, sempre ad Arezzo. In sostanza cosa cambia? Abbastanza simile questa Fiesta Rally 4 rispetto alla 208 che hai utilizzato lo scorso anno nel race day? Sicuramente un po' il motore cambia, questo mi sembra oggi di aver capito che un po' di motore lo senti e fa un po' di differenza. Secondo me c'è da lavorare un po' sull'assetto e dopo c'è il compromesso giusto. La Peugeot pronti via con un assetto standard e una mappa standard riesci già, diciamo, a interpretarla in maniera corretta, quindi a divertirti e anche a fare dei tempi. Questa occasione di prove tecniche, anche così per avere al tuo fianco coloro che ti hanno accompagnato come sponsor e come amici nella passata edizione, che immagino ti daranno ancora la loro fiducia nel 2022. Sì, ho voluto fare questa giornata per ringraziare le persone che mi hanno seguito, che mi hanno aiutato e che hanno collaborato con noi durante la stagione del 2021, che è stata una stagione abbastanza difficile, quindi mi sembrava giusto doverli ringraziare. Abbiamo anche colto l'occasione di stare a Cordenons, dove vivo io e mia moglie, e ci hanno ospitato in maniera secondo me molto cordiale, anche i vicini ci hanno commentato in maniera positiva, quindi staremo a vedere.